Allora, ritorniamo qui, noi abbiamo visto un po' il problema della filiera che è l'eterno problema, quella è difficile scalfirla. Tanto però i prezzi aumentano tantissimo, i prodotti agricoli italiani sono ancora ricercati come una volta o i nuovi mercati esteri come il Nord Africa ci fanno competizione? Ha ragione il nostro telespettatore, ma noi non ci sottraiamo alla competizione, anzi noi siamo competitivi, i nostri prodotti devono avere il valore dei nostri prodotti e quindi l'etichettatura è un elemento determinante. Far capire ai cittadini, far capire ai consumatori la qualità dei nostri prodotti è un'arma vincente. Dobbiamo valorizzare i nostri prodotti del Veneto. Questa è la chiave di svolta che noi oggi dobbiamo mettere in campo. Quindi le politiche agricole devono andare in questa direzione. Quindi nella competizione poi sarà il consumatore a decidere nel momento in cui andare al supermercato se prendere un prodotto sudamericano oppure un prodotto veneto. Quindi chiaramente su questo però noi siamo nella competizione complessiva e quindi su questo noi dobbiamo lavorarci. Allora, tornando al discorso appunto che avevamo visto di questi prodotti che sono comunque importanti per il nostro sistema anche economia, abbiamo l'autosufficienza oppure anche quest'anno ci saranno allertamenti vari per il discorso dell'Ucraina o quant'altro? Questa è una domanda che viene di frequente, cioè in Veneto, in Italia riusciamo a produrre a sufficienza dal grano, frumento per il fabbisogno interno o comunque abbiamo bisogno poi di questi mercati esteri per sopperire? Guardi, anche su questo non è stato un problema dell'Ucraina, ma però è stato un problema che l'Ucraina ci ha valorizzato ancora di più la difficoltà dei nostri prodotti. Noi oggi non siamo autosufficienti su diverse produzioni, le produzioni proteiche come quelle della soia, per dire, noi dipendiamo al 90% e la soia... 90% la soia, sì, caspita, che è l'alimento i prodotti proteici sono elementi importanti per l'alimentazione animale e quindi per questo noi dipendiamo dall'estero, come dipendiamo dall'estero anche per tutta una serie di altri prodotti come il frumento ed altro. Quindi vede, noi oggi abbiamo la necessità di essere nel mercato e noi ci stiamo, abbiamo la necessità di valorizzare però i nostri prodotti, quindi su questo è l'attività, il lavoro che noi oggi dobbiamo sicuramente fare. Allora, quale altra criticità c'è nell'agricoltura in questo momento? Perché io chiedevo prima, ma la siccità c'è ancora? È un problema passato? Si è fatto qualcosa? Perché adesso è l'inverno, dovrebbe essere il periodo anche piovoso, appunto piove, ma cos'è che non funziona? E manca effettivamente dell'acqua? Perché qua ci sono dei dati che voi avete tratto e sono dati allarmanti, insomma, sostanzialmente nei fiumi ci sono c'è meno quantitativo d'acqua sostanzialmente. Guardi, il problema dell'acqua è un grosso problema. Noi oggi abbiamo inserito determinate idee, determinate valutazioni per superare a tutto quanto questo. Già oggi siamo in difficoltà nelle nostre falde, che sono ai minimi storici. Le falde sono importantissime, quindi il problema della ricarica è un problema determinante e importante. Non è stato fatto granché per quanto riguarda le ricariche, quindi noi abbiamo la necessità di mettere in campo quei strumenti e quei progetti anche tramite i consorzi di bonifica per le ricariche delle falde. Oltre a tutto questo dobbiamo cercare di mettere in campo quei progetti, il PNRR può darci delle risposte specifiche per mantenere l'acqua quando ce n'è, lo diciamo sempre. Infatti, e allora va bene i laghetti, no? Va bene tutta una serie di accortezze che noi dobbiamo mettere in campo, però noi dobbiamo anche ragionare e valutare anche i migliaia di chilometri che abbiamo dei nostri consorzi di bonifica, dei nostri canali consortili eccetera, che danno la possibilità anche di mantenere l'acqua, di fare dei progetti specifici per mantenere l'acqua in questi canali. Quindi dobbiamo mettere in campo tutti quei progetti che diano la possibilità di mantenere l'acqua dove ce n'è e quando ce n'è. Quindi oggi la difficoltà della siccità sarà un problema
che avremo quotidianamente, e quindi su questo un grosso lavoro dei consorzi di bonifica, ma soprattutto un grosso lavoro di progettazione per questo tipo di valorizzazione, che è appunto di mantenere l'acqua sui posti in cui oggi noi siamo in difficoltà. Qua vedevo i deflussi sono inferiori del 16% nella media sull'Adige, del 33% sul Brenta, del 56% sul Bacchiglione a Montegalda, del 44% sul Po. Quindi sì, ma vede, anche in questi casi è vero che siamo in deflusso inferiore rispetto all'anno precedente, e quindi dimostra la scarsità di piogge che abbiamo subito nel periodo appunto novembre-dicembre. Ricordo che solo a dicembre abbiamo avuto un aumento di temperatura media di quasi 4 gradi in più rispetto alla media annuale degli anni precedenti, quindi andiamo su valori alti. Però l'acqua sta andando, l'acqua va dai fiumi, va al mare, e quindi oggi non abbiamo la possibilità di bloccarla e di mantenerla, e quindi è vero che noi oggi abbiamo un deflusso di quantità dell'acqua inferiore, però è anche altrettanto vero che noi non stiamo facendo nulla per mantenere quell'acqua in quei invasi che diano la possibilità nel momento in cui c'è la siccità di adoperare l'acqua, e quindi questo è il grosso. Ma questa è la responsabilità in capo a chi? Ma guardi, una responsabilità in capo al sistema. Adesso dare una responsabilità specifica su questo è difficile, è in capo al sistema. Oggi abbiamo questo problema, lo dovevamo probabilmente programmare 10 anni fa, quando dicevamo guardate che l'acqua è un elemento importante, dobbiamo cercare di valorizzare tutti quei progetti che ci danno la possibilità di utilizzare quest'acqua. È stato fatto poco. Oggi va implementato questo tipo di lavoro che noi dobbiamo fare, quindi dobbiamo incrementare quei progetti per cercare di mantenere l'acqua e quindi darla all'agricoltura nel momento in cui serve. Quindi progetti concreti e non progetti faraonici che poi non trovano risposta. Ricordo che solo per quanto riguarda la diga del Vanoi che è una diga che tra il Trentino e il Veneto il consorzio Brenta la sta progettando da più di 20 anni, ancora sulla carta, quindi non andiamo alla ricerca anche di questi importanti progetti, assolutamente sì, però dobbiamo oggi dare concretezza però a quei progetti più fattibili e più pragmatici che diano la possibilità agli agricoltori di utilizzare l'acqua quando manca. Infatti, c'era un messaggio che era arrivato prima, vediamo se riusciamo a rileggerlo, eccolo qua. Ho visto le pianure in Spagna quest'estate, sono sorpreso dalla grande capacità agricola e soprattutto come valorizzano il loro made in Spagna. Oramai bisogna essere fortemente competitivi, soprattutto sui prezzi e non solo sulla qualità. Sì, certamente bisogna essere competitivi sui prezzi, soprattutto con la Spagna, ma non solo con la Spagna. Chiaramente essere competitivi sui prezzi bisogna anche ridurre i costi di produzione, perché mentre aumentano i costi di produzione, chiaramente gli agricoltori non possono stare a questo tipo di prezzi, quindi dobbiamo mettere in campo quelle politiche che diano la possibilità alle nostre aziende di scaricare una parte dei costi di produzione, come ad esempio i costi della manodopera. Ecco, sono elementi importanti, quindi la defiscalizzazione dei costi della manodopera sono elementi importanti che danno la possibilità alle nostre aziende di ridurre i costi di produzione e quindi essere competitivi anche sulla questione dei prezzi. La fiscalità è un problema trasversale, cioè che riguarda tutti gli ambiti, tutti i comparti, in qualsiasi ambito. Siamo un paese dove abbiamo una fiscalità su tutti i profili molto molto alta in proporzione a quelle che sono le rese effettive di ogni ambito produttivo, e questo è un dato di fatto. Questo è un dato di fatto. Noi dobbiamo oggi mettere in campo quei sistemi di defiscalizzazione per le nostre aziende agricole e quindi riduzione dei determinati costi, dai costi energetici ma anche dal costo della manodopera. Quindi interveniamo intanto su quei costi che sono elementi importanti della PLV delle nostre aziende, della produzione lorda vendibile delle nostre aziende, e poi ce la giochiamo sulla parte della qualità dei nostri prodotti, perché l'altro aspetto importante, lo ripeto, è la qualità dei prodotti. Sarà il consumatore a decidere che tipo di prodotto vuole, però io penso che i nostri consumatori, nel momento in cui vedono i nostri prodotti certificati, controllati, e mediamente i nostri prodotti sono controllati
controllati mediamente da tutte le attività di competenza minimo 30 volte all'anno le nostre aziende. Questi sono i controlli che fanno le nostre aziende. Penso sia un sistema di grande garanzia e di grande maturità per quanto riguarda il nostro comparto. Però i dati alla mano, abbiamo i dati delle associazioni di consumatori, dell'analisi a livello nazionale, emerge che c'è un crollo nell'acquisto di questi beni che vengono anche dal mondo agricolo, perché le persone non riescono più a sostenerli, si rifugiano nel cibo cosiddetto spazzatura, comunque cibo processato, che prendono neanche nella grande distribuzione ma nei discount, dove il prezzo è comunque più basso, oppure si muovono tra i varie offerte sempre della GDO, della grande distribuzione. Le associazioni di categoria dell'agricoltura hanno lamentato un minor afflusso, una minor vendita di questi prodotti diretti, di agricoltura diretta, perché comunque le famiglie quei soldi hanno, se devono versare tutto in bollette, tasse e quant'altro, non è che resti molto per il cibo di qualità, insomma, purtroppo. Assolutamente, questo è un altro per le famiglie almeno. Questo è un grosso problema che noi abbiamo con i nostri consumatori, con i nostri cittadini, che oggi si trovano le spese energetiche schizzate al 200% con valori incredibili, quindi a un certo punto devono decidere dove tagliare. Chiaramente molti pensano di tagliare sull'alimentazione, è un elemento grave perché l'alimentazione nessuno vorrebbe farlo perché vuol dire salute, però quando sei però costretto... nel momento in cui si verificano situazioni di un certo tipo è una situazione di grossa gravità dei nostri cittadini, quindi su questo dobbiamo lavorarci tutti insieme per cercare di diminuire sicuramente i prezzi di mercato. Certo, interrompiamo un attimo, voi mandate i vostri messaggi, fate le vostre domande, andiamo in pubblicità, poi siamo di nuovo insieme.